Allora, adesso risponderemo a una domanda che ci ha fatto il piccolo Lorenzo. Lorenzo è un paleontologo junior perché ha partecipato ai nostri campi estivi di paleontologia, però gli è rimasto un dubbio. Mi ha chiesto, ma quest'Homo ergaster chi è? Da dove è venuto? L'Homo di Ergaster anche lui è arrivato dall'Africa un po' prima dell'Homo heidelbergensis, ha colonizzato l'Europa e poi probabilmente l'Homo heidelbergensis è un suo discendente, se così lo possiamo considerare. Quindi anche lui rientra nel nostro ramo evolutivo della storia umana. Spero di averti risposto, altrimenti torna a trovarci nei nostri campi estivi di paleontologia e magari chiariremo tutti i tuoi dubbi. Ciao!